Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo tornati nella splendida isola d'Ischia, conosciuta nel mondo come l'Isola Verde. Il comune protagonista della puntata sarà Casamicciola Terme, che si trova a 43 metri sul livello del mare e conta circa 8.300 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giovan Battista Castagna. Sono il sindaco di Casamicciola e Casamicciola è una bella giornata, rappresenta tanto, rappresenta il mare, personifica la montagna, i sentieri, la bella stagione Casamicciola, ecco, nel senso che quando si viene a Casamicciola già dal porto ti rendi conto di stare in un paradiso, perché così è Casamicciola Terme. Le acque di Casamicciola sono un qualche cosa che non c'è prezzo, nel senso che hanno dei valori terapeutici veramente altissimi, perciò ogni anno fino a settembre-ottobre teniamo questa ondata di turisti e ondata di persone che vengono a Casamicciola soprattutto per curarsi in queste magnifiche acque. Ma è chiaro che c'è anche un'altra nicchia di turismo invernale, perché ecco, si gode anche la montagna che offre tante particolarità, le fumarole, nel senso che ecco, molti turisti godono di questa sentieristica per far capire quali sono proprio le fondamenta della nostra Casamicciola, che offre veramente tanto a chi viene nel nostro bel paese. Andiamo a conoscere Don Gaetano Pugliese, uno dei parroci di Casamicciola Terme. Sono qui parroco a Casamicciola da 6 anni e Casamicciola ha 2 parrocchie, l'altro parroco Don Gino in questo momento un paio di giorni è fuori. Ci troviamo in una delle 2 chiese rimaste illese o quasi dal terremoto. Casamicciola ha una protettrice speciale che è Santa Maria Maddalena e poi venerato in questa chiesa Sant'Antonio da Padova, e in più c'è una devozione particolare al giovane santo passionista San Gabriele della Dolorata, data la presenza dei passionisti a Ischia da circa 100 anni.
Casamicciola fa riferimento, soprattutto in questo momento, per una sua rinascita cristiana, spirituale, ma anche sociale, a un grande sacerdote, Giuseppe Morgera, attualmente venerabile. Egli fu vittima del terremoto, fu salvato dalle macerie, ferito, ma fu l'anima della ricostruzione di Casamicciola dal 1883 e ricostruì la chiesa parrocchiale in altro luogo, dedicandola a Santa Maria Maddalena e al Sacro Cuore di Gesù, a cui consacrò tutta Casamicciola. Abbiamo una bella coscienza di rinnovamento spirituale, spinti anche dal nostro vescovo attuale, e per la formazione soprattutto in un modo nuovo dei nostri giovani attraverso il catecumenato crismale, che è organizzato in modo diocesano e parrocchiale, poi attraverso anche il catecumenato nuziale che stiamo iniziando a proporre. Ma anche Casamicciola, oltre alla presenza di nuovi movimenti spirituali, ha una bellissima tradizione a livello caritativo sociale. Sono sempre nate qui a livello popolare delle iniziative, anche con la presenza in passato che abbiamo avuto degli Orionini con una casa di riposo, ma una casa di riposo nata proprio dalla testimonianza di persone del posto come la Giuseppina Morgera, nipote di questo parroco santo, che così, con la collaborazione di tutti gli ischitani, ha costruito e realizzato e portato avanti una casa per gli anziani. Per esempio è nata proprio 2 anni fa la catena alimentare ad opera di una nostra parrocchiana, Nunzia, colpita dalle esigenze delle povertà presenti e che ultimamente è dovuta partire per il cielo per un brutto cancro, ma che ha ricevuto anche la consolante telefonata del Santo Padre Papa Francesco proprio 10 giorni prima di morire, e lei in questa telefonata, che tanti hanno potuto seguire nei media, ha potuto esprimere il suo amore per Casamicciola, non pensando a sé ma chiedendo al Papa di pregare per la nostra città. Con la dottoressa Rosa Di Scala, in uno degli storici hotel di Casamicciola Terme, andiamo a conoscere i benefici dell'acqua e dei fanghi dell'isola d'Ischia. L'albergo è situato sulla fonte del Gurgitello, una delle più importanti e particolari sorgenti dell'isola d'Ischia. L'acqua che sgorga dalla fonte del Gurgitello è un'acqua ipertermale, alcalina, ricca di sali minerali, e le proprietà benefiche dell'acqua sono strettamente correlate al percorso che esse compiono, perché dalla profondità del mare risalgono in superficie attraverso fessure vulcaniche, raggiungendo temperature intorno ai 100 gradi e una composizione ricca di sali come cloro, fosfati di calcio, solfati e bicarbonati. Presso l'Hotel Terme Manze effettuiamo una serie di trattamenti termali, in particolare la fangoterapia e la balneoterapia termali. Queste terapie sono state sperimentate già dal 1800, tant'è vero che Garibaldi, dopo la battaglia dell'Aspromonte, venne qui a curare le sue ferite riportate in battaglia. Può essere considerato un antinfiammatorio naturale, senza però tutti gli effetti collaterali che può dare un antinfiammatorio farmacologico. Quindi a livello locale porta a una rimozione degli infiltrati infiammatori, favorisce la sudorazione e quindi l'eliminazione di scorie e tossine, riduce il dolore per un meccanismo di riflesso e riduce le contratture muscolari. Il fango però ha anche una serie di effetti benefici a livello generale, perché stimola le difese immunitarie, riequilibra il sistema ormonale e riattiva il metabolismo attraverso dei meccanismi per via riflessa. Le patologie che possono essere trattate con i fanghi sono in particolare patologie dell'apparato osteomuscolare e dell'apparato articolare, patologie della pelle, ma anche un'ottima cura preventiva.
È consigliato un ciclo di 6 fanghi, uno al giorno, una temperatura di circa 40 gradi, per circa 15 minuti si tiene il fango in loco, dopodiché si passa al bagno in acqua termale che potenzia e integra i benefici del fango stesso. I benefici del fango durano circa 6 mesi, quindi facendo un ciclo in primavera e un altro in autunno, si riesce a tenere durante tutto l'anno un'ottima copertura antinfiammatoria e preventiva verso le più comuni patologie osteoarticolari, ma anche generali e sistemiche. Sicuramente i benefici sono visibili nei primi giorni, ma soprattutto a lungo termine, per cui l'invito è quello di provare le nostre terapie termali e vivere sulla propria pelle i benefici di questi particolari trattamenti. Adesso con Francesco Piacentino e Davide Bacio Terracino andiamo a degustare alcuni piatti tipici di Casamicciola Terme. Benvenuti al ristorante Guarracino che si trova nel Parco Termale Castiglione. Noi ci troviamo a ridosso del mare dove i pesci ci accompagnano ai nostri pranzi e le nostre cene. Al ristorante Guarracino si potrà trovare tutto ciò che il mare offre, dalle alici, dalle aragoste, e tutto viene servito con i nostri prodotti delle nostre terre, quindi con olio, pomodorini e aglio. La cucina mediterranea è la cucina più buona, è la cucina più naturale che il nostro panorama offre. Salve, buongiorno, sono chef Davide Bacio. Vi delizio un po' con questi piatti, vi spiego un po' che cosa abbiamo preparato oggi. Abbiamo delle cozze alla griglia, un tipico piatto di Ischia. Vengono grigliate e alla fine messo con dell'olio e rosmarino. Poi facciamo un nostro piatto proprio della nostra casa, che è uno spaghetto con alici, olive, capperi e alla fine mettiamo delle mandorle. Poi abbiamo del tonno scottato pinna gialla, lo mettiamo in padella, fare proprio giusto proprio 2 minuti di scottatura. Ci mettiamo del pepe rosa e delle mandorle tostate. Poi ci sta alla fine delle briciole di cannolo, lo facciamo noi, sia la pasta che la crema di ricotta con lo zucchero. Mettiamo dei canditi e delle gocce di cioccolato. Tutto questo sono prodotti nostri del posto. Poi abbiamo un ottimo pane locale che è un panificio di Boccia del porto, qua a Ischia. Tutti i nostri piatti vengono abbinati con i nostri vini locali. Naturalmente dopo queste portate abbiamo tante altre cose da offrirvi, tipo uno spaghetto cacio pepe e tartar di gamberi, abbiamo delle ostriche e del crudo che è eccezionale. Io spero che ci venite a trovare e siamo qui ad aspettarvi. Vi aspettiamo a Casamicciola Terme! Continua il nostro itinerario a Casamicciola Terme, adesso ascoltiamo il presidente della Federalberghi Ischia, Ermando Mennella. Casamicciola Terme è la località termale per eccellenza dell'isola d'Ischia. Le sue acque termali sono conosciute nei secoli proprio perché la terapeuticità delle stesse danno dei risultati. Oggi sono viste anche in maniera di wellness, di star bene. Proprio per questo Casamicciola e l'isola d'Ischia è unica al mondo. Una delle
terme più antiche di Casamicciola sono le terme Rita, proprio una località termale molto importante per le nostre acque, proprio perché hanno una caratteristica tutta unica, e queste sono le nostre terme più antiche. Le strutture alberghiere di Casamicciola sono da quelle più esigenti con 5 stelle a quelle più classiche per una vacanza casual, che possono soddisfare qualsiasi clientela. Inoltre la marina, le terme, i parchi termali e tutto quello che fa di una vacanza Casamicciola la dimostra in pieno. Venire a Casamicciola Terme è un modo per star vicino a tanti che quest'anno hanno subito un po' di amarezza, che può essere ricompensata dalla vostra presenza. Vi aspettiamo a Casamicciola Terme! E Casamicciola Terme ospita uno dei parchi termali dell'isola d'Ischia. La parola al titolare Carlo Fostorer. Benvenuti al Parco Termale Castiglione, uno dei parchi termali storici dell'isola d'Ischia e in particolare del comune di Casamicciola. Ci accingiamo oggi ad affrontare la nostra 41esima stagione di attività. Questo è un parco che è nato per far usufruire al pubblico di una zona privata con una natura molto lussureggiante. Negli anni poi la società e la struttura si è evoluta, oggi infatti siamo anche un albergo 4 stelle, 2 ristoranti di cui uno proprio sul mare e un centro benessere termale specializzato sia nella fangoterapia attraverso una convenzione col Servizio Sanitario Nazionale che un centro benessere per massaggi e wellness a 360 gradi. Qui al Castiglione cerchiamo anche di dare un occhio a quella che è l'innovazione e infatti proprio da qualche anno in partnership con un'azienda campana che si chiama Ischia Benessere abbiamo sviluppato un progetto per la coltivazione di un'alga particolare che si chiama spirulina dall'altissimo contenuto proteico che viene allevata nelle nostre acque termali. Quest'alga veniva anche chiamata dal popolo Maya il cibo degli dei. Noi oggi la sfida che abbiamo è quella di farne un utilizzo anche nella cosmesi, quindi nel trattamento della pelle. Invito quindi tutti a venire nel comune di Casamicciola Terme, in particolare qui alle Terme Castiglione, per provare tutto quello che la natura di questa fantastica isola ha da offrire per il benessere del corpo e della psiche. E con l'artigiano Luigi Mennella andiamo a sapere perché ad Ischia si fischia. Sono l'unico fischivendolo dell'isola d'Ischia.
perché Ischia è l'isola dove si mangia, si beve e si fischia. I miei fischietti sono un po' particolari perché hanno le istruzioni per l'uso, praticamente ne ho uno per ogni esigenza. Ho inventato il fischietto intorno al 2000 perché avevamo il detto ad Ischia si mangia, si beve e si fischia, ma nessuno faceva i fischietti. Nessuno mi ha voluto insegnare come si faceva, sono un autodidatta e oggi riesco a far fischiare tutta Italia sicuramente, perché i miei fischietti vanno un po' dappertutto, proprio perché sono gli unici in Italia ad essere corredati da istruzioni per l'uso. Abbiamo il cane che è solo per gli amici veri, il cane d'Ischia, non mangia, non beve, ma fischia. Abbiamo la rosa che è un regalo non banale a una persona eccezionale. La rosa d'Ischia non profuma, ma fischia per sempre e costa molto meno del diamante e così via. Abbiamo la tartaruga che contro i segni della vecchiaia. Botuline e silicone fanno spendere milioni, ma si fischia la tartaruga non ti esce manca ruga e bisogna fischiarla 3 volte al giorno dopo i pasti. E diciamo che mi diverto anche perché arriva gente che mi chiede, ultimamente è arrivato uno e mi ha chiesto un fischietto per il colesterolo e non sono attrezzato per questo. Poi abbiamo anche la gatta contro l'invidia. Chi ti invidia certo schiatta quando fischia questa gatta. Col fischio riusciamo a risolvere tutto. Oltre a fare i fischietti faccio anche arte sacra, faccio i presepi. Quindi qua da me è sempre Natale, trovate natività di tutti i modelli con la campana, senza campana, faccio un lavoro che mi appassiona e mi diverte pure. E non può mancare il corno d'Ischia, il corno che fischia e serve a chiamare la fortuna. Se la fortuna tu vuoi chiamare, nel corno d'Ischia devi fischiare e bisogna sollevare la gamba destra, farci passare il corno sotto, girare su se stessi, portare il corno alla bocca e fischiare a lungo. Però abbiamo anche l'unico con la garanzia. Se vuoi perdere la pancia, fischia il corno color arancia. Basta sostituire un pasto con una fischiata, sopra o sotto la metafora. E poi ne abbiamo di tutti i colori, abbiamo oro per il lavoro, maculato per la buona salute, verde per depressione e stress. Diciamo che guai a crederci veramente, però non hanno controindicazioni. Quindi una bella fischiata fa bene a tutti. E allora, quindi, venite a Ischia dove si mangia, si beve e si fischia, più di questo. Siete nell'isola dell'eterna giovinezza, qui abbiamo le terme, si resta giovani, si fischia, si mangia benissimo, quindi non vedo perché non venire. Qua abbiamo il massimo dell'accoglienza e abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Casamicciola Terme vi aspetta con tutte le sue atmosfere. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate sulla verde Isola d'Ischia. Ciao!